Il Napoli si è ormai posizionato saldamente in pole position per il centrocampista del Wolverhampton Wanderers, João Gomes, diventando il principale candidato ad assicurarsi il suo trasferimento durante la prossima finestra estiva. Secondo Daniele Longo, intervenuto a Radio Kiss Kiss e citato da Area Napoli, il club partenopeo ha già compiuto passi importanti per portare avanti l'operazione. Il Napoli aveva infatti tentato con decisione di portare il centrocampista brasiliano allo stadio Diego Armando Maradona già durante il mercato di gennaio, arrivando persino a raggiungere un accordo completo con il giocatore sui termini personali. Nonostante l'affare non sia stato concluso durante l'inverno, la società non ha alcuna intenzione di rinunciare all'obiettivo. La dirigenza considera Gomes un rinforzo prioritario e prevede di riprendere con decisione le trattative non appena si aprirà la sessione estiva di mercato. Avendo già ottenuto il consenso del giocatore diversi mesi fa, il Napoli parte con un vantaggio significativo rispetto agli altri possibili pretendenti, risultando così il favorito per chiudere l'operazione e inserire il centrocampista 25enne nella propria mediana nella prossima stagione. Il profilo di João Gomes è considerato ideale per le esigenze tattiche del Napoli. Il centrocampista brasiliano è apprezzato per la sua grande intensità, la capacità di recuperare palloni e l'energia che porta nella fase di pressing, caratteristiche che potrebbero rafforzare ulteriormente l'equilibrio della squadra. Negli ultimi anni Gomes ha dimostrato una crescita costante in Premier League con il Wolverhampton Wanderers, attirando l'attenzione di diversi club europei. Le sue prestazioni solide e la sua mentalità combattiva lo hanno reso uno dei centrocampisti più interessanti nel suo ruolo. Il Napoli, tuttavia, sembra aver mosso i passi più concreti. Il lavoro svolto dietro le quinte nei mesi scorsi ha permesso al club di costruire un rapporto positivo con l'entourage del giocatore, elemento che potrebbe risultare decisivo nelle prossime settimane. Dal punto di vista tecnico, l'arrivo di Gomes offrirebbe al centrocampo azzurro maggiore dinamismo e protezione davanti alla difesa. La sua capacità di coprire ampie porzioni di campo e di interrompere le azioni avversarie sarebbe un valore aggiunto per la squadra. La dirigenza partenopea continua quindi a monitorare attentamente la situazione con il Wolverhampton. Il club inglese potrebbe aprire alla cessione qualora arrivasse un'offerta considerata adeguata al valore del giocatore. Nel frattempo, Napoli sta pianificando le proprie strategie di mercato estivo con largo anticipo. Assicurarsi rinforzi mirati è una delle priorità della società, che punta a mantenere la squadra competitiva sia in campionato sia nelle competizioni europee. Se le trattative dovessero procedere nella direzione sperata, João Gomes potrebbe diventare uno dei nuovi protagonisti del centrocampo azzurro nella prossima stagione, portando energia, qualità e maggiore solidità alla squadra. Napoli has firmly established themselves in the driving seat for Wolverhampton Wanderers midfielder João Gomes, with the club now positioned as the leading candidate to secure his signature this summer. According to Daniele Longo, speaking to Radio Kiss Kiss and relayed by Area Napoli, the partenopei have already led significant groundwork for the operation. Para mais informações, gli azzurri curti se escreva e tiva notificações.